Un intervento atteso da anni e che finalmente vede la luce. È quello che prevede l'allargamento della strada provinciale di Bannia nei comuni di Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento, anche con la realizzazione di 2 rotatorie sulla strada provinciale. Interventi che però non si limitano solo a questo, con un investimento totale di oltre 9 milioni di euro, ma si allargano anche al collegamento con Sacile tra la strada statale Pontebana e la provinciale di Sacile e la variante alla strada regionale 251 a Villotta di Chions. Investimenti e interventi stanziati già un anno fa dalla Regione Friuli Venezia Giulia. È un'opera infrastrutturale molto importante che va a migliorare la viabilità locale, naturalmente anche di interesse provinciale, tra l'altro su un tratto anche molto trafficato, e mette in sicurezza finalmente un tratto che effettivamente risulta essere pericoloso. Le nuove competenze per la provincia di Pordenone in tema di viabilità erano state deliberate dal precedente Consiglio regionale attraverso un emendamento votato durante la discussione sulle variazioni di bilancio, e la provincia potrà così procedere alla realizzazione finalmente dei 4 importanti interventi sulla viabilità provinciale, realizzati però da Friuli Venezia Giulia Strade grazie appunto allo stanziamento regionale di 9 milioni di euro complessivi, e che miglioreranno sensibilmente le condizioni del traffico nei comuni di Sacile, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento e Chions. In particolare la strada che porta verso Bannia e San Vito migliorerà la viabilità del cosiddetto distretto del Mobile. A completare un attimino quello che è il piano che si era data, visto considerato che la Bannia San Vito è un'opera che stava già nel nostro programma elettorale, siamo riusciti a recuperare fondi importanti, sono circa 5 milioni di euro, per andare a sistemare quello che è il tratto centrale di una strada provinciale ad alta densità con le relative rotatorie di innesto alla strada stessa.